Un trenino gommato per far visita al borgo di Liopiccolo. Il progetto è partito in via sperimentale nel fine settimana e proseguirà per le giornate pre-festive e festive fino al 1 novembre 2021. Il nuovo servizio vuole dare a cittadini ed ospiti l'opportunità di raggiungere l'antico borgo, rispettando così le norme della ZTRU, la zona tutelata rilevanza urbanistica, che dall'8 di maggio prevede la limitazione dei mezzi a motore per Liopiccolo e le Mesole. Io Piccolo è interessato da una zona tutelata a rilevanza urbanistica promulgata per rendere maggiormente consapevole la fruizione, in particolare con i veicoli a motore, di questa particolarissima e delicatissima zona ad alto pregio ambientale del nostro territorio. Sono 6 le corse giornaliere in partenza dal cimitero di Treporti, 3 al mattino e altrettante al pomeriggio, ma quella del trenino è soltanto l'ultima delle iniziative dell'amministrazione volte a far conoscere e al tempo stesso tutelare l'importante e delicato territorio. Partono chiaramente anche gli eventi culturali. Nella mostra Frammenti di Laguna finalmente riapre il primo piano, dove potrete trovare una mostra temporanea dedicata al pittore di Cavallino Treporti Giovanni Dalla Mora detto Loli. Sempre nel territorio limitrofo al borgo ha preso avvio anche un progetto di studi archeologici consistente in uno scavo terrestre stratigrafico, promosso dal comune di Cavallino Treporti e dall'Università Ca' Foscari di Venezia, presso la villa romana di Liopiccolo, sita nei pressi dell'attuale canale Rigà, unendo così le informazioni già acquisite nel passato per aggiornarle con nuove indagini e per ridare vita alla storia del luogo. Un'altra importantissima attività ha preso vita il 13 di settembre e rimarrà in attività fino al 9 di ottobre e sono gli scavi archeologici presso la Villa Romana, sempre dietro al borgo di Liopiccolo. I primi 2 fine settimana di ottobre sarà possibile anche visitare il sito archeologico accompagnati da coloro che stanno eseguendo di fatto lo scavo. Un territorio che il comune cerca dunque di tutelare e far conoscere, con le idee chiare sul presente e sul futuro, grazie anche al masterplan sulla riqualificazione di Liopiccolo, un progetto da 6 milioni di euro con un primo stralcio da 1,5 già previsto nel piano triennale degli interventi 2021-2023. A coronare tutte queste attività un master plan che vuole essere un'analisi dello stato di fatto del borgo che ha acquistato dal comune nel 2004, ma vuole essere anche un nuovo intendere e un creare una nuova realtà, un futuro per questa bellissima piazza unica nella sua natura centrale all'interno della Laguna Nord.